L'annuncio era arrivato già in piena estate e oggi c'è stata la proclamazione ufficiale. Il parco di Villa Bolasco a Castelfranco è il parco pubblico più bello d'Italia, tra quelli in concorso in questo 2018. A decretarlo una giuria di tutto rispetto fatta all'interno del network che raggruppa gran parte dei parchi dal nord al sud Italia per un premio giunto alla 16ª edizione. Un riconoscimento al territorio ma anche all'Università di Padova, che ha avuto in dono questo gioiello tra natura e arte nel 1984, alla morte della vedova dell'ex sindaco e nobile Vittorio Rinaldi, ultimo anello di un intreccio di famiglie che vanno dai Corner, che la commissionarono su terreni dei Tempesta e dei Morosini, passando per i Revedine fino ai Bolasco. Vedere riconosciuto che il nostro impegno nel valorizzare questo posto lo porta anche a essere il parco più bello d'Italia è una grandissima soddisfazione. Un parco che ha anche un'aula didattica a cielo aperto per le facoltà di riferimento. Il parco è un posto vivo, è un posto di grande bellezza, ma di bellezza data da alberi monumentali, da uno splendore di botanica viva. Ecco, imparare a conoscerla, gestirla, farla crescere, guardarla è estremamente formativo. I ragazzi che si formano in queste discipline vengono qui a imparare a gestire un grande parco. Visitabile su prenotazione è un esempio di architettura verde, preso ad esempio anche dallo zar Pietro il Grande per i suoi palazzi in Russia, su suggerimento del suo ambasciatore presso la Serenissima. Per questo, seppur distante dagli Atenei in riva al Bacchiglione, il Parco Castellano di Villa Bolasco è da oggi l'immagine dell'Università di Padova. L'abbiamo già fatto diventare, lo sarà sempre più, un posto vetrina dell'università, un posto nel quale ospitiamo corsi estivi per studenti internazionali e studiosi internazionali che vengono a fare scienza ma anche conoscere l'Italia nella sua bellezza. In questo modo portano il nome dell'università del nostro territorio nel mondo.